Confronto aperto a Mogliano Veneto sulle pensioni del futuro. Dopo la legge Fornero si parla di nuove possibilità per rendere flessibile l'uscita dal lavoro, per garantire chi il lavoro l'ha perduto e soprattutto per aprire nuovi spazi all'occupazione giovanile. Angelo Pangrazio. Lo schema probabilmente che uscirà, che noi auspichiamo, è uno schema dove c'è una parte minima di base diciamo generale e poi c'è un intervento di complementarietà che serve a risolvere alcuni problemi del passato e offrire una maggiore flessibilità di uscita, che è l'elemento per dinamicizzare ulteriormente il mondo del mercato del lavoro. Come sarà la pensione di domani? Vuole dare una risposta a Solidarietà Veneto, il primo fondo pensione contrattuale territoriale avviato in Italia per garantire ai lavoratori dipendenti, autonomi e interinali una pensione complementare in aggiunta a quella erogata dall'INPS. In collegamento dall'estero, il presidente dell'INPS Tito Boeri indica trasparenza e flessibilità nell'età di accesso alla pensione. Noi pensiamo ad esempio alla staffetta generazionale, quindi favorire il part-time in uscita e in cambio l'assunzione di giovani. Pensiamo anche per chi perde il lavoro dopo una certa età, diciamo, quando è difficile ritrovarlo dopo i 60 anni, anche a ipotesi di, oltre che ammortizzatori sociali, di prestito previdenziale, cioè un anticipo della previdenza, potendo uscire prima non avendo appunto lavoro, in modo tale da favorire l'occupazione. Deve essere secondo me una possibilità, una flessibilità che va cercata a livello legislativo, che va trovata coi gestori di questi fondi e che va, ripeto, spiegata anche ai lavoratori per dare tranquillità nell'accedere a certi tipi di adesione a fondi complementari. In Veneto i lavoratori coinvolti nella prima fase del progetto INPS La mia pensione sono 700.000 su una platea complessiva di 1.800.000 iscritti al fondo lavoratori dipendenti.